E la Fondazione Cuoa ha un nuovo consiglio di amministrazione presieduto da Vittorio Mincato. Far capire in pieno alle aziende del Vicentino le potenzialità offerte da una struttura d'eccellenza quale è il Cuoa. Questo è il primo obiettivo del nuovo consiglio della Fondazione, fresco di nomina e presieduto da Vittorio Mincato, che annovera accanto al riconfermato Francesco Rossi, Mario Nardi, Gianluca Comin, Maurizio Castro e Alberto Luca designato vicepresidente. Una squadra praticamente rinnovata nel suo intero, ha sottolineato il presidente dell'Associazione Industriali Massimo Calearo, che può contare sull'apporto di esperienze diverse per fare del Cuoa una struttura sempre più in linea con le trasformazioni in atto a Vicenza e nel paese. Una sfida che il vicentino Mincato non ha esitato a raccogliere. Ho accettato subito perché Cuoa ha un suo brand molto prestigioso, ma soprattutto perché credo nella formazione. La formazione come elemento di sviluppo del territorio e poi devo dire che così mi sembra di restituire un po' al territorio quello che il territorio mi ha dato a suo tempo in termini di formazione. Credo che con l'aiuto di tutto il Consiglio di amministrazione, che è molto qualificato, possa essere fatto un lavoro di grande importanza.